Quando il vento soffia a 200 km all'ora spazza via tutto quello che incontra e così è successo con Vaia, la tempesta che si è lasciata alle spalle un tappeto fatto di milioni di alberi abbattuti. Dopo il suo passaggio la fisionomia delle Alpi per il nord-est italiano è cambiata, ma è cambiato anche il nostro modo e il nostro rapporto con la natura, perché abbiamo compreso come il respiro della terra sia in grado di cambiare la nostra stessa vita. A seguito di Vaia, 8 persone sono morte a causa del maltempo, caduta di alberi, fulmini, frane e via dicendo. Centinaia di persone evacuate, intere località montane sono rimaste senza elettricità per il crollo di piloni o di alberi sulle linee. Oltre 42.000 ettari di foreste alpine rase al suolo, milioni di alberi abbattuti sono stati danneggiati oppure completamente abbattuti, come dicevo, in modo veramente distruttivo per il nostro paesaggio. I danni economici totali ammontano quasi a 3 miliardi di euro. La maggior parte degli alberi caduti sono abeti rossi piantati in blocco nel primo dopoguerra. Altri alberi come abeti bianchi, pini o larici dotati di radici più profonde che scendono nella terra hanno opposto maggior resistenza al vento. Ci si interroga quindi se non sia stato un errore la creazione umana di boschi formati esclusivamente da abeti rossi, ed è giusto interrogarsi su ciò. Ma soprattutto dobbiamo interrogarci su altri aspetti che il discorso del riscaldamento globale innescato da gas serra immessi dall'uomo nell'atmosfera. Non si può collegare direttamente un singolo fenomeno meteorologico al cambiamento climatico, però è assodato che esso favorisca gli eventi estremi e che la tempesta Vaia sia stata agevolata dall'alta temperatura dei mari, un monito al cambiamento climatico. Ecco perché il libro che presentiamo oggi è importante, ci porta a riflettere su un evento che è parte della nostra storia e che non possiamo dimenticare o censurare. L'impatto di Vaia nei Veneti, che sono profondamente legati alle nostre montagne, è stato un enorme trauma emotivo. Noi amiamo i nostri boschi, fanno parte della nostra identità, abbiamo visto dalla notte al giorno un panorama completamente diverso. Quei boschi dove camminavamo da piccoli o andavamo per funghi con i nostri nonni, i nostri genitori sono spariti. È ovvio che è stata una perdita, un dolore immenso, ci sono dolori che non si cancellano, ma sui quali bisogna riflettere, e io ringrazio l'autrice per questo suo lavoro che ci riporta coi piedi per terra a ripensare la nostra storia e il nostro rapporto con la natura. Silvana Dal Ciero da qualche tempo, da quando è in pensione, ha speso molte delle sue energie e del suo tempo appunto per scrivere poesie, testi che hanno avuto anche un riscontro in concorsi a livello nazionale. La ringrazio di essere qui, se non sbaglio è la seconda volta che viene a... Ufficialmente no, presentare una roba mia è la prima, ma penso che sia la prima, solo la prima. Sei la prima, ma non so, mi ricordavo qualcos'altro tempo fa, però appunto sono talmente tanti i lavori appunto di Silvana Dal Ciero che è bello anche seguire il suo percorso letterario e di scrittrice. Aver trasformato in fiaba appunto quello che ha colpito il nostro territorio è sicuramente bello e particolare. Chi conosce e chi frequenta l'altipiano sa cos'è la piana di Marcesina, sa cos'era prima e sa cos'è adesso. Quindi averlo trascritto e trasformato appunto in fiaba ti va dato merito di questa fatica che con piacere oggi presentiamo qui in Consiglio regionale. Silvana Dal Ciero, prego. Grazie Presidente Ciambetti, grazie per essere qua perché è veramente un onore. Diciamo che noi, parlo al plurale perché presento anche la mia amica collega Manuela Simoncelli, la illustratrice, siamo qui perché crediamo fortemente nel messaggio, anzi nei messaggi che stanno dentro questo libro. Allora, giustamente il Presidente ha messo in rilievo l'evento Vaia. Il libro non è
assolutamente un testo tecnico-scientifico, perché sul tema diciamo che esiste una marea di materiale di diverso genere e molto anche interessante. Ma io l'ho scritto, vi dico come, quando, perché era gennaio, fine gennaio del 2019, quindi l'evento era successo fine ottobre 2018, perciò erano circa 3 mesi, no? E nel frattempo era anche un po' nevicato. E era successo questo, che una caratteristica dei Veneti bellissima che mi piace ricordare è lo spirito di volontariato. Dopo questo evento disastroso molte persone private, molte associazioni, molti enti, ma molti anche singoli cittadini si sono mossi per andare in aiuto alle persone dell'altopiano o delle montagne comunque colpite da questa tempesta. E io ringrazio 2 persone amiche bassanesi che si sono attivate e hanno promosso una iniziativa per cui hanno raccolto una cifra, una somma che hanno destinato al paese di Enego, in particolare per la ricostruzione, diciamo, del parco giochi di Enego. E allora mi hanno detto: vieni su anche tu. Ho detto sì, voglio vedere anch'io se è possibile quello che è successo. È stato un gesto molto forte, era la Proloco che ci ha accolto, o anche forse persone dell'amministrazione comunale. In ogni caso è stato un momento molto commovente e una persona del posto ci ha detto: se volete vi accompagniamo su a Marcesina. Neve, ghiaccio e disastro che era successo, insomma siamo saliti per un bel po' di strada, non siamo arrivati alla cima, ma mentre salivamo già si vedevano cataste di legno già sistemate dopo 3 mesi, già tagliate e portate fuori, strade abbastanza libere. Però vedevamo anche, più su salivamo, più i fianchi nudi della montagna, fino a quando abbiamo dovuto per forza fermarci, non si poteva andare oltre, e siamo scesi dalla macchina. La cosa che mi ha colpito, ma terribilmente, è stato il silenzio mortale che c'era. Cioè c'era l'ambiente deserto, i tronchi parevano allineati, pettinati, come se qualcuno fosse passato a pettinare, proprio a distenderli allineati. I fianchi nudi, come dicevo, un cielo azzurrissimo e un silenzio di tomba. Non c'era un uccello, non si sentiva squittio di qualcosa, frusciare di qualcosa, ma dopo ci ho pensato, dico, logico. La tempesta ha distrutto gli alberi e con gli alberi i cespugli, le tane, i nidi, eccetera. Quindi non c'era neanche traccia di vita animale. E quando sono tornata, perché dice bene il Presidente, cioè per me scrivere è importante, io sono laureata in matematica, ma la passione dello scrivere, grazie a Dio anche devo dire, mi aiuta moltissimo, perché tutto quello che provo poi lo traduco in parole, dopo prima o poi diventa anche qualcos'altro, per esempio questo libro. E a quel punto lì ho detto, no, non ho detto, ho preso carta e penna e ho cominciato a scrivere e la storia è nata proprio così. Quindi raccontando quello che ho visto, le emozioni che mi sono nate dentro. Però il racconto è nato non come una cronaca, ma proprio come una fiaba. Non è che io ci abbia pensato volutamente, è stato spontaneo questo. E a pensarci a posteriori ho detto è il linguaggio migliore che potevo scegliere, perché la fiaba consente di comunicare, di raccontare anche cose tremende con un linguaggio morbido, con un linguaggio simbolico, di inviare messaggi, perché le fiabe sono da sempre, tradizione orale, poi è anche diventato, diciamo, una storia della scrittura, però ha in sé diversi messaggi e questo libro in effetti non ha solo il racconto dell'evento Vaia, quindi di conseguenza un discorso di attenzione, rispetto, riguardo per l'ambiente, ma ci sono altri messaggi, per esempio questa principessa marcesina alla quale ha dato volto Manuela, la eterna principessa della piana di Marcesina, dopo la distruzione che lei aveva già sperimentato peraltro con la prima guerra mondiale, ma dalla quale era rinata, anche stavolta cosa fa? Chiama a raccolta la gente del posto che si tira sulle maniche e collabora per riportare alla normalità boschi, pascoli, strade, paesi e via dicendo. E questo non l'ho fatto, diciamo così, come un'aggiunta tanto per fare, ma è perché io credo, sono veneta proprio
nell'indole, per cui so benissimo cosa significa il darsi la mano nelle difficoltà, il dire mettiamoci insieme, mettiamoci subito sotto, sistemiamo, perché c'è dentro di noi, dentro la gente, una forza grande che è la forza delle radici, la forza della comunità, il valore della comunità, della solidarietà. E la storia fiabesca si intreccia anche a una storia, in parte a un certo punto, con una storia reale della famiglia, per sottolineare, anche questo è però un fatto vero, assolutamente accaduto, ma messa dentro la storia può sembrare strano, in realtà aiuta anche questo a far capire una cosa, che nei momenti proprio delle difficoltà, la cosa che ci viene molto in aiuto è proprio il valore degli affetti profondi, quelli della famiglia. È per questo che dico che nel libro, che l'ho letto, anche se è sottile, non sono tante pagine come per esempio Pinocchio, ma anche Pinocchio, voi lo sapete bene, è una fiaba per bambini, no, anche per adulti. Anzi, più lo leggiamo, più lo comprendiamo, più ne andiamo a scoprire i messaggi che ci stanno dentro. Anche questo libro, più lo leggiamo, più trasmette messaggi. E quindi è una fiaba scritta in particolar modo per i ragazzi, per i giovani, ma non solo, io dico per i giovani di tutte le età. Se siamo qui, siamo qui con la Manuela, perché speriamo anche in una cosa, siccome noi ci crediamo fortemente in questo libro, nei messaggi che ha, ci piacerebbe tantissimo che venisse usato come strumento nelle scuole. Io sono mamma, nonna, ma sono stata insegnante per una vita. E so che a volte certi strumenti possono essere estremamente utili anche proprio come per lavorarci. La storia, l'arrivare alla stampa non è stato facile, perché un conto è immaginare di fare, un conto è poi concretizzare, e invece che un mare ci sono stati 10 oceani da attraversare, però ci siamo. Tuttavia, adesso finisco, l'attesa, cioè questo lungo parto, ha in sé anche un aspetto molto positivo. Noi stesse, man mano che ci lavoravamo sul libro, ci pensavamo, ognuna per conto proprio, poi parlandoci, abbiamo capito che noi non siamo qua solo per il libro, ma questo libro, per quanto interessante e bello possa essere, per noi è un progetto educativo. E perché dico questo? Perché proprio in questa attesa io ho scoperto che c'era un'azienda, Vaia Wood, di Borgo Valsugana, quindi poco distante da Bassano, è una start-up che è nata proprio dopo l'evento Vaia. E questi ragazzi che cosa fanno? Lavorano il legno, producono materiali, oggettistiche, il Vaia Cube forse qualcuno lo conosce, a partire proprio dai tronchi distrutti messi al suolo dalla tempesta Vaia. Quando siamo andate abbiamo detto vi mostriamo la nostra storia, magari chissà nasce qualche forma di collaborazione. E a loro è piaciuta molto perché hanno una filosofia aziendale che va oltre il discorso giusto di far tornare i conti. Organizzano anche degli eventi per piantumare aree di boschi che sono state distrutte. Però diciamo che ci hanno mostrato due tipi di Vaia Cube, quello perfetto e quello imperfetto. E guardando i prezzi ho visto che quello imperfetto costava di più. Allora, noi sappiamo bene che se compriamo un vestito imperfetto, che ha qualche problemino, di solito ci fanno lo sconto. Invece questo costava di più. Incuriosito, ho detto, ma come mai? Dice, perché questo legno è legno di tronchi, quegli ultimi che sono rimasti, quindi quelli che si sono ammuffiti, che hanno i funghi addosso, quelli che potevano restare a marcire nel bosco, ma che sono stati anche recuperati, e se ne vede traccia nel fatto che non c'è un'uniformità di colore, ma ci sono delle zone, delle linee, dei punti più scuri, no? Perciò più lavoro di preparazione, di conseguenza anche un costo maggiore. Ma mi è piaciuto molto questo fatto perché ho detto, guarda, non solo recuperano il legno, diciamo che Vaia steso al suolo, ma addirittura recuperano anche quello che potremmo pensare che è irrecuperabile. E ci è piaciuto un sacco sta cosa. Dopodiché, altro passo successivo, abbiamo detto, ma un libro che vuole veicolare e diffondere messaggi di attenzione, di rispetto, di amore per la natura, ma può essere fatto di cellulosa? Possiamo noi uccidere alberi per farci la cellulosa per stampare il libro? E abbiamo detto no.
E quindi ho contattato la Favini, che è un'azienda di Rossano Veneto, anche questa vicina a Bassano, e mi piace qua dire che forse Bassano e dintorni è una bella fucina di idee, di progetti, e andando a vedere il sito ho visto che producono diversi tipi di carta, anche da scarto, per esempio utilizzando, non so, le scorze degli agrumi, delle olive, del mais. Parlando con loro ci hanno proposto la carta Tree Free, che è al 75% fatta da bambù e il 25% da limbers di cotone. Allora il bambù non va sicuramente a intaccare le foreste e neanche il limbers di cotone, perché l'uno cresce 1 metro al giorno e l'altro, i limbers di cotone, non sono altro che dei filamenti che stanno attorno al seme, che verrebbero comunque tolti e considerati materiale di scarto, ma loro lo utilizzano proprio per fare la carta. Non solo, poi la autoproducono perché hanno una centrale idroelettrica. La cosa bella che mi piace qui dire della Favini, perché torna a onore anche della Serenissima Repubblica, e anche delle sue origini antiche, è che nel 1736 la Serenissima Repubblica dà il consenso a un mulino situato nel comune di Rossano Veneto di produrre carta. E da lì è nata la cartiera Favini, quindi è una cosa veramente per me splendida, mi pare che sia un connubio grande. Allora dico, perché è un progetto educativo? Perché mondo della cultura e mondo produttivo si sono in qualche modo incrociati e a quel punto lì sappiamo che le speranze, gli ideali, qualcosa che di solito rimane là nell'iperuranio, nel mondo dei sogni, si sta concretizzando e diventando realtà. Con questo finisco e cedo la parola a Manuela Simoncelli, la quale ci farà letteralmente entrare nel mondo della fiaba. Boh, mi sentite? Sì. Prima operazione difficile. Ecco, Vaia, quando mi è arrivata questa storia, chiaramente il primo impatto deve essere quello di sintonia e non sempre accade questo. La storia chiaramente prende perché è una storia vissuta e reale, ma anche perché, come si potrà vedere nel leggere questo libro, c'è appunto questo bellissimo lato fiabesco, dove si narra, c'è una narrazione anche recuperata dalla tradizione popolare e in questo senso abbiamo voluto dare questo colore anche, come se la storia potesse viaggiare nel tempo, narrata vocalmente o tramite appunto lo scritto e quindi essere tramandata per la sua diciamo forza e potenza, dove troviamo personaggi fantastici e con una morale che però non è un po' sottintesa, cosa abbastanza invece diversa dalla favola in cui la morale è determinante. E questo perché è la storia forte che parla da sé. Poi l'esigenza in qualche modo, ora faccio entrare un attimino. Ecco. Prima immagine ho voluto rappresentare il luogo anche della mia infanzia, perché ho trascorso anch'io dei momenti molto belli, addirittura ho fatto campeggio in Marcesina, una cosa che allora si poteva fare, adesso no, è proibito, e vi dirò che era veramente freddo in agosto. E quindi nella mia pelle sento il fruscio degli alberi, sento gli odori, i colori di questi meravigliosi prati pascoli, e quindi è una cosa che praticamente ho voluto narrare in questo modo. Ecco la principessa. In una fiaba non può mancare la principessa. E la principessa si presenta anche con una sua eleganza, se vogliamo. È una principessa con un fazzoletto fra i capelli e quindi ha un po' questo aspetto, diciamo, anche montanaro, se vogliamo, no? Ha una sua eleganza perché ha questo collo allungato che dialoga un po' con i tronchi degli alberi, dei boschi, però nello stesso tempo ha la sua ingenuità segnata di rosso sulle guance, ma come vedremo il suo capello rosso ne racconta anche la sua determinazione,
quindi è una donna forte, è forte come Marcesina, se vogliamo, ha i suoi tratti caratteristici di Marcesina, di una terra colpita ma nello stesso tempo che ha voglia di rinascere e resiste. Poi abbiamo, qui mi piace anche sottolineare questo momento in cui viene descritto da Silvana, il momento della guerra, e qui c'è una ripresa della letteratura, dei libri di Rigoni Stern, dove c'è il rapporto guerra e la natura. E quindi volutamente ho realizzato questa immagine monocroma, quindi abbiamo solo grigi, azzurro-grigio, in cui si lancia verso il cielo questo uccellino colorato. E mi piace appunto ricordare quando Rigoni Stern, sobbalzando dalla sua poltrona durante un'intervista, racconta di un commilitone uscito allo scoperto delle linee sotto il tiro dei russi per correre dietro a un volo di starne. Le starne sono uccelli galliformi, goffi, con coda corta e anche caratteristici perché si nutrono di cereali, di grani, di frutti, di arbusti selvatici, di germogli, raramente di insetti. È un uccello pacifico. A me piace vederlo così. Anche questa tavola monocroma con un piccolo accenno di colore, con la presenza appunto di questo pettirosso che guarda lo strazio della guerra, dove vediamo che c'è una similitudine fra la guerra e quello che è accaduto dopo Convaia, se guardiamo appunto la storia degli alberi. Presentazione in questo caso di quello che è la vita nei pascoli, l'alpeggio, la montagna, la fioritura in primo piano, e una principessa non può non avere un regno, non può non avere un castello, e qui entriamo nuovamente nella fiaba. E anche se abbiamo anche dei reperti della guerra, ma questo fa sì che le due storie si muovono parallelamente. Il bosco, anche qui mi piace appunto ricordare una frase di Rigoni Stern che dice: i boschi, 1000 occhi, 1000 orecchie, nei boschi non siamo mai soli. Qui la principessa diventa la montagna stessa. Il suo vestito è un vestito che morfologicamente si muove come una vallata, come una montagna, come la forma morfologica appunto di Marcesina. E crescono alberi un po' in difficoltà, diciamo, e comunque crescono in questo prato fiorito che è il vestito. Poi a un certo punto entra l'aria, si fa presenza vaia in forma di aria, quindi con questi timbri, con queste immagini, con queste grafiche ho inteso appunto la presenza del movimento dell'aria, l'aria che porta a far vibrare i tronchi, le fronde, quindi porta il profumo della primavera, porta il profumo del muschio, delle fronde, dei fiori, dei prati, e in qualche modo è anche incantatore. E la principessa ne è un po' attratta inizialmente, piace che ci sia questo venticello, a chi non piace, specialmente in questo periodo di caldo, il venticello ci salva. Poi il venticello diventa un po' più insistente e quindi la principessa, vediamo qui, è un po' infastidita, e la principessa perché parla, lei è vestita di alberi perché rappresenta ancora una volta e sempre Marcesina. Abbiamo detto che questa è una storia che praticamente è un intreccio di più momenti diversi. Infatti mi piace anche immaginarla come
una tessitura dove c'è l'ordito e la trama, e ogni tanto entra ed esce, come fa proprio il filo, entra e esce questa storia in cui emerge, poi in un certo punto sembra dimenticata per poi ritornare nuovamente. In questo caso è la storia vera raccontata da chi ha vissuto veramente la vicenda, ed è appunto la Elena con la bambina Serena. Serena sente il vento, arrivare il vento, c'è il bisogno di ripararsi, entrare in casa, tranquillizzare la bambina con una tazza di cioccolata e chiudere chiaramente le finestre dove si intravede già che cosa sta accadendo. Finestra che fa, che si bilancia con il telefono come mezzo per chiamare aiuto. In questo caso l'elemento vento diventano addirittura due mani invadenti e la paura aumenta. Amo fare i gatti e non poteva non esserci il gatto anche in questa storia. Il gatto fa casa, il gatto fa parte, vive insieme a noi. In questo momento tragico il gatto scappa, fugge, fa rovesciare tutte le cose di casa, quindi si scobussola tutto, fuori, dentro, c'è un momento di grande caos. Poi arriva il momento in cui c'è anche una simbologia. Questa è la storia che continua vera, ma in qualche modo non volevamo dimenticare la principessa. Quindi io ho scelto di inserire la principessa sotto la forma della libellula. La libellula è considerata un simbolo di trasformazione e di rinascita. Per i nativi americani è un simbolo di felicità, velocità e purezza. È un insetto preistorico, discende da una specie esistita prima dei dinosauri 300 milioni di anni fa. Ma al di là di tutto ce ne sono blu, marrone e rosa. Io ho scelto quella blu perché è misteriosa, onirica e intima, in qualche modo come la principessa. E la libellula femmina, un altro particolare che ho trovato molto interessante per quello che è il carattere anche della nostra della principessa, insomma, di quella che rappresenta un luogo bellissimo che ci appartiene. La libellula femmina, in particolare quella della specie dragone alpino, per sfuggire alle avance indesiderate del maschio, simula una caduta improvvisa al suolo. Fingendosi morta, riesce così ad allontanare il pretendente che svolazza per cercare altrove una nuova partner. Quindi questo è, secondo me, poi libellula, liber, come significato libero. Libera, in questo caso, qui altre immagini della vivaia. Anche qui riprendiamo la presenza, la storia è quella vera, ma con la presenza della libellula, perché vuole collegarsi comunque la storia vera con la favola, la fiaba. E poi un altro personaggio che è molto fiabesco è il rospo. Il rospo sappiamo tutti che ha, come dire, una vita all'insegna dell'attesa. Lui vuole questo bacio, vuole tornare principe, ma in questo caso non mi sembra che la cosa sia avvenuta. E comunque c'è questo rapporto libellula e rospo che in qualche modo voglio un pochino anche presentare quello che è accaduto con Vaia. Altre immagini, il rapporto appunto sempre più difficile fra la principessa e il rospo, che interloquisce indispettita, per poi arrivare nuovamente nella storia vera in cui Elena sente arrivare il marito, che in quel momento della tragedia non era a casa. E un'altra simbologia che ho voluto inserire, appunto, Elena ha un fiore in mano. Il fiore in mano è l'agapanthus, che è considerato il fiore dell'amore, che è apprezzato in Europa dal Settecento, quando la regina Vittoria l'abbinò all'amore puro e casto. In Sud America invece è usato dalle spose come ornamento. Vengono fatte collane con radici e indossate come simbolo di fertilità. Quindi un
un augurio anche in questo modo di amore e di serenità. Ecco qui il finale. Noi abbiamo voluto dare questo, noi insomma nella storia si è conclusa con questo finale in cui appunto c'è un momento di gioia e comunque vicino c'è anche sempre lei, la nostra principessa Marchesina, che sia gioia anche per lei. Grazie. Un ringraziamento a Manuela Simoncelli per appunto le illustrazioni che hanno trasformato anche in parte visiva lo scritto di Silvana Dal Cielo. C'è da aggiungere qualcosa? Autrice? Oh sì, la speranza che questo progetto venga condiviso dalla Regione Veneto al punto tale che possa essere diffuso nelle scuole, ma perché ci crediamo, perché noi saremo anche disposti ad andare a presentare, a parlare, perché ci rendiamo conto che è un argomento importante. Il libro è rivolto, come dicevo prima, ai giovani, ma a volte bisogna che noi insegniamo loro a guardarsi dentro, perché solo guardandosi dentro, scoprendo i tesori che hanno dentro, possono anche riconoscere i tesori che ci sono fuori, altrimenti guardano, vedono e non colgono. Guardate che parlo di loro, ma possiamo parlare anche di noi adulti. E quindi la storia di per sé può essere letta in maniera banale, superficiale o in maniera più approfondita, tutto dipende dalla risonanza che c'è dentro di noi. Quel violino che ricorda gli abeti di risonanza, voi sapete che in particolare nella zona del Pordenonese, del Cadore, c'è proprio il cosiddetto bosco dei violini. Vengono forse tuttora fatti con legno di abete rosso, i violini, perché hanno questa capacità di risonanza particolare, e c'era qualcosa di, non dico colonie di abeti di risonanza anche Marchesina, però c'erano anche qua, anche noi li avevamo e sono stati distrutti. Allora quel violino, quella musica, noi possiamo, diciamo così, farla diventare un messaggio proprio di vita, di speranza. I problemi ci sono, la terra ci sta presentando il conto, direi, ogni giorno, ma noi, in particolare i giovani, devono imparare a camminare in questo mondo con un maggior rispetto, sicuramente più tatto, più delicatezza, più sensibilità di quanto finora l'umanità non abbia dimostrato. Io ci credo. Senza dubbio, sicuramente Silvana Dal Cielo quando dice qualcosa non dice mai a caso. Veramente grazie per la vostra presenza, per la vostra appunto così illustrazione qui oggi delle fatiche fatte, a Silvana Dal Cielo, autrice, e Manuela Simoncelli, illustratrice del libro che appunto ha trasformato in fiaba quello che avvenne qualche anno fa sulle nostre montagne. Grazie ancora e alla prossima fatica. Grazie.